È sul grondone di Pontedecimo la bandierina della seconda categoria Girone D, perché sabato 5 dicembre, dopo essersi passate e sorpassate per 10 giornate, Sant'Olcese e Atletico Quarto sono finalmente l'una davanti all'altra. Numeri praticamente identici, quelli delle due capoliste a pari punti a quota 22, con i padroni di casa in maglia grigia che dopo le prime 6 vittorie di file hanno raggranellato solo 4 punti nelle ultime 4 gare. Una cavalcata, quella della formazione allenata da Albanese, che si presenta al big match con un ruolino esterno fatto di 10 punti su 15 totalizzati lontano dal Sanguinetti. Gara di assoluto rilievo, alla pari la designazione perché a fischiare c'è una leggenda come Daniele Ponte di Genova. Partita che ci mette poco a decollare perché al quarto minuto Sciutto trova il varco per servire Zangla in aria, il mancino dell'attaccante viene respinto a terra da Torre. È il numero 11 il grande protagonista di questa via, 3 minuti più tardi su rilancio del portiere si trova tu per tu con Torre senza però riuscire a far male. Azione coppiata e incollata al quarto d'ora, questa volta Zangla riesce a concludere. La risposta dell'estremo ospite è di nuovo decisiva. Da finalizzatore ad assist man il numero 11 perché un minuto più tardi serve Fiorito che si porta la sfera sul sinistro e dal limite conclude a fil di palo. A coronare 3 minuti all'arma bianca per i padroni di casa l'occasione per Ronco che ignora Fiorito a centro aria e spara sull'esterno della rete. La porta dell'Atletico Quarto sembra stregata perché sulla conclusione a botta sicura da dentro l'area piccola ancora di Zangla al 23esimo c'è l'autentico miracolo di Torre. Poi però sul proseguo dell'azione la palla arriva a Federico Sciutto, il mancino dell'ex Busalla è l'incantesimo che spezza il sortilegio della porta avversaria. Il Sant'Olcese va in vantaggio con la sassata dell'esterno sinistro di Massimo Repetti, difensore che riesce laddove gli attaccanti hanno fallito per la prima metà della gara che si chiude con lo scatto da centometrista dell'onnipresente Zangla. Ci prova per ben 3 volte l'ex rivalolese, ma la rete personale per il numero 11 non arriva nemmeno in questa circostanza. I primi 10 minuti dalla ripresa vedono un quarto volitivo, la supremazia territoriale degli uomini di Albanese subisce però un duro colpo quando Santa Maria, nel richiamare un compagno, si lascia scappare una frase troppo blasfema. Ponte lo sente ed è diretto il cartellino rosso per il numero 6. In 10 uomini arriva il primo pericolo per la porta di Firpo, che al 13esimo assiste a una mischia furibonda nella quale né Toncini né Toselli né Piazza riescono a dare la zampata decisiva. Il Sant'Olcese gioca di rimessa al minuto 20, Fiorito se ne va di potenza Toselli, stranamente però l'ex via dell'acciaia tu per tu con Torre pecca d'altruismo cercando Ronco e l'azione sfuma. È un grande secondo tempo quello degli ospiti, alla mezz'ora spaccata il break di Bonanomi che mette 0 solo davanti a Firpo, clamoroso l'errore del numero 11 che sbaglia lo stop favorendo l'intervento dell'estremo locale. Gli ospiti gioco forza si scoprono e a 2 minuti dalla fine il solito rinvio lungo di Firpo, Torre perde il contatto col pallone sul pressing di Fiorito salvo poi agganciare il numero 9, Ponte indica il dischetto graziando il già munito estremo ospite, rabbioso dagli 11 metri l'ottavo centro in campionato di Cristian Fiorito che chiude di fatto il match. Alla ripresa del gioco arriva addirittura la rete del punto esclamativo col suggerimento di Senes ancora per Fiorito con lob dolce dell'attaccante locale che stavolta sì che vale gioco, partita e incontro. Non basta il gran secondo tempo dell'Atletico in 10 uomini da praticamente l'inizio della ripresa, Sant'Olcese vince 3-0, punizione severa per gli uomini di Albanese, la formazione di casa si erige di nuovo da sola in testa alla classifica.